protagonista si faceva cancellare la memoria per non ricordare più i momenti brutti della sua relazione amorosa, però così facendo cancellava anche i momenti belli. Allora tu credi che sia meglio conservare quella porzione di dolore pur di mantenere anche i momenti belli del proprio passato? Beh, se uno taglia via il dolore, cioè si amputa il dolore, in realtà amputa se stesso, e quindi quando ti capita qualche cosa devi sapere che questo implica delle cose positive e alcune meno positive. Il concetto di yin e yang è esattamente questo: non puoi prendere una parte soltanto, perché smetterebbe di essere interessante anche la parte piacevole e non dolorosa, diciamo così.